In studio Stefano De Gan, buonasera. Buonasera De Gan, ex assessore provinciale a Belluno ai tempi della giunta Bottacin, oggi col Grande Nord, grazie per essere qui. Allora, Stefano De Gan, partiamo, ecco. Autonomia, Sì. In difficoltà Zaia, io più che altro direi che sono in difficoltà i veneti, perché sono stufi, ormai sono stanchi. Cioè, anche questa presa di posizione molto interessante con la spiegazione del professore rispetto alle affermazioni del ministro Tria. In sintesi, in soldoni, domani mattina la signora Maria al mercato, io devo spiegargli che è tutta una manfrina per prendere ancora tempo, perché di fatto non c'è il momento politico, non c'è la volontà, non c'è il coraggio, come qualcuno diceva prima citando i Promessi Sposi, di andare avanti su questa strada dell'autonomia. E allora noi come Confederazione Grande Nord sosteniamo e stiamo riprendendo il progetto delle macro regioni che possono essere sostanzialmente una risposta a questa situazione, perché l'autonomia non ci arriva a invarianza di costi, quando per anni chi come noi ha frequentato la Lega si ricorda di costi standard, che oggi non sono più, si parla di spesa storica. Ci siamo portati a casa, giustamente citava prima la situazione della Calabria dal punto di vista della sanità, ci ricordiamo che il bilancio sanitario della Calabria fino a qualche anno fa si trasmetteva per tradizione orale. Qualcuno lo può ben ricordare. Cosa vuol dire per tradizione orale? Spiegandolo agli imprenditori che ogni giorno si trovano... Un bilancio, poi c'era un altro bilancio fatto con la matita. Fatto con la matita, no, ma quando... La verità. Esatto, e quindi voleva dire che tante volte arrivavano delle forniture dove non c'erano neanche gli ordini e c'erano i pagamenti, eccetera. Quindi sostanzialmente sul fronte dell'autonomia non c'è in questo momento un traguardo, nonostante sia passato molto tempo da quando noi veneti siamo andati a votare. Oggi non c'è un traguardo, non c'è una soluzione. C'è il gioco, un po' questa cosa qui che sento alcuni politici veneti che Roma ci frena, eccetera, ma stiamo parlando della stessa compagine politica, cioè insomma non prendiamoci tanto in giro, cioè Zaia, la Stefani, Salvini, Giorgetti, stiamo parlando di una compagine che è al governo in alleanza con una compagine diversa, ma che qualcuno si è speso durante la campagna elettorale su questa cosa. Allora, Stefano De Gan, bellunese, peraltro lì si era votato anche per un'autonomia provinciale, no? Sì, lì abbiamo ottenuto anche questo ulteriore risultato che si innesta nel blocco generale dell'autonomia. Vorrei tornare un attimo anche sulla parte legata al discorso banche, eccetera, dove oggi tutti sono preoccupati di questa situazione, però ricordiamoci che si è creata in un tot di anni in cui sostanzialmente è mancato un organo di controllo, perché quello che è stato fatto è perché qualcuno non ha controllato e c'è una precisa responsabilità politica e c'è una precisa responsabilità istituzionale legata al ruolo della Banca d'Italia, che non ha governato, che non ha controllato. Per cui oggi tutti quegli imprenditori, quelle persone, quei pensionati, perché ricordiamoci che c'è gente che ha affidato anche i propri risparmi a molti, ecco, e che sono in difficoltà, devono necessariamente trovare una risposta. Io trovo molto sbagliato il fatto di ripartire sulla collettività i danni fatti da pochi. Esatto. Bisogna andare a escutere tutto ciò che è possibile da parte delle persone che hanno sottratto quei soldi, perché io con le mie tasse non ho nessuna intenzione di andare a finanziare quello, tanto quanto non ho intenzione di andare a finanziare il ripiano del debito di Roma, che non è stato creato dalla Raggi, perché ricordiamo anche a quelle che sono sedute qua a fianco che si parte dai tempi del PD per arrivare poi anche attraverso Forza Italia, ecco, e non deve essere ripianato sicuramente con le nostre tasse del Nord. Chiudo, poi nella mia non è nessuna intenzione di fare alcuna polemica, però è simpatico vedere un sindaco che ringrazia per aver ricevuto 70.000 euro dal governo, quando noi abbiamo un residuo fiscale di 17 miliardi di euro che ogni anno cediamo a Roma, che non ci tornano indietro. Quindi più che ringraziare magari sarebbe quasi da dire erano miei, me ne sono tornati un pezzettino. Sulla questione dei migranti, il Grande Nord cosa propone, diciamo, anche in vista, diciamo, di una possibile ondata? Allora, se c'è una guerra bisogna comunque approntare una situazione per dare una risposta
a chi scappa. Il migrante economico non ha una ragione di esistere, se c'è una guerra va data una risposta, ma soprattutto dobbiamo capire perché si è arrivati a questo punto, partendo anche da una situazione di Europa, perché se c'è un'Europa, l'Europa deve governare anche su quel fenomeno. Qualcuno documenta piuttosto che sottende il fatto che quella situazione che si è creata oggi di guerra in Libia è dovuta anche al fatto di un'azione fatta da un paese europeo che fa parte dell'Europa, legasi Francia. Okay. Francia fa parte dell'Europa, oggi l'Europa non può governare quel fenomeno perché siamo sotto elezioni, per cui l'operatività è un po' ridotta eccetera, ma c'è una Francia che sta lavorando, c'è un'Italia che sta lavorando, non sta lavorando in Europa, stanno lavorando gli Stati che compongono l'Europa. La risposta va data dall'Italia, ma probabilmente va data da tutti gli Stati europei che si affacciano e non si affacciano sul Mediterraneo, laddove c'è un esodo determinato dalla guerra. A proposito di indipendentisti, Stefano De Gan sa benissimo che c'è stato un rassemblement dei movimenti, alcuni movimenti indipendentisti riuniti nel partito dei Veneti. Voi per scelta siete rimasti all'esterno, siete stati tentati dal farne parte? No, noi sostanzialmente abbiamo stretto alleanze importanti a livello internazionale con il partito della Catalogna e con gli scozzesi, per cui proprio che è il fulcro dell'autonomia e che ci porta ad arrivare a un livello più alto partendo dalle esperienze degli altri per poterle poi portare all'interno del nostro territorio. Certo che noi siamo una confederazione, cerchiamo di unire su questi temi che sono assolutamente importanti perché fortemente ci crediamo soprattutto perché siamo ormai, anche se a livello embrionale, la forza che tutela maggiormente il Nord perché è nel nostro DNA. Vogliamo dare una risposta alla questione del Nord. Gli imprenditori, io ho per professione ho 350 clienti di aziende medio-piccole di tutte le tipologie. Oggi si soffre il decreto dignità, si soffre fatturazione elettronica, di cui si è fatto un gran parlare e poi ci si è dimenticati. Oggi ci sono problemi sulla fatturazione elettronica nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, il decreto dignità ha di fatto bloccato le assunzioni, per cui ci sarà un turnover pazzesco che lo vedremo prossimamente con i 12 mesi che vanno a finire. C'è una situazione economica difficile, malgrado tutto questo gli imprenditori veneti riescono a fare numeri importanti grazie alla loro capacità, alla loro lungimiranza, al fatto di andare all'estero, al fatto che nelle difficoltà stanno iniziando in maniera embrionale a esprimersi la volontà di unirsi per diventare più forti, per poter andare oltre questo sistema. In Veneto, con le difficoltà che ci sono, col fatto dei 17 miliardi che ogni anno vanno e non tornano qui e che impattano in tutta una serie di sistemi che vanno dalla sanità alla donazione. Prima l'assessore faceva un bellissimo esempio sul welfare aziendale, sulla sanità eccetera. Noi ricordiamoci che tutto sommato che anche il welfare va comunque finanziato con risorse, ricordiamoci che il welfare viene messo in piedi a livello nazionale e anche a livello veneto per supplire a delle inefficienze che ci sono nella sanità pubblica. Leggevo adesso un messaggio che mi è arrivato da una signora veneta che rappresentava il fatto che ha una impegnativa con un esame da fare entro 2 mesi sulla zona del Veneziano, è andata al CUP e gli hanno detto no guardi non c'è posto, però privatamente fra 3 giorni pagando ci vai. Allora no basta, è ora di finirla sta cosa, cioè queste cose devono finire perché noi i ticket li paghiamo, le tasse le paghiamo, abbiamo diritto ad una sanità che ci dia le risposte nei tempi previsti e secondo le gravità, non come la donna di 103 anni, quando era oggi ho sentito il telegiornale, che gli hanno detto che l'esame glielo davano dopo un anno a nonna morta, speriamo di no, le auguro di vivere altri 20 anni. Però questi sono i problemi che noi ci dobbiamo affrontare, pratici, anche di quelli che vanno in Europa. Dobbiamo chiudere, grazie a Stefano De Gan.